animami, gustos, sentidos arcanos, proati, gusto amores più forte de su tempus, produsti solo encanto e María, el suentus sonos, samento e saída, solo que tur que poesía, anima mía. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Trey, feet. Heavenly Father, could you please send me something to wish on? Or at least tell these demons on my back to just get gone. I know that I'm the shit, but I'm still getting pissed on. I'm talking, but nobody's understanding me, Miss Swan. Looking like a man, but I feel like a boy. Try to do what I can, but I'm feeling destroyed. I just wanna raise the roof and leave the ceiling destroyed. But every time I spit the truth, there's nothing filling the void. So I look to the light of the stars like, Lord, could you please show me that you ain't far? I'm a nice guy, I hope I don't finish last. No, fuck that, I'm a rocket and I'm built to blast. So I stay focused like the camera lenses, and I stay humble, never act. Ad aprire il pomeriggio è stata la vittoria di Maitola nella maiden riservata ai purosangue di 2 anni sui 1200 metri. L'allieva di Antonio Cotu, dopo aver debuttato senza gloria incondizionata a Roma, trova subito l'occasione per centrare il primo successo in carriera, fornendo una prestazione sopra le righe. Il suo interprete, Mattia Manca, si è limitato a gestire la galoppata della Saura della scuderia Gusana e in retta disponeva con autorità sulla compagna italiana Mondi Diversi, mentre a maggiore intervallo completavano il marcatore i debuttanti Amused dell'Alghere e Zeudi dell'Alghere. Maitola è una figlia di Sioux Nation per Holy Roman Emperor ed è stata acquistata lo scorso novembre a Goffs in Irlanda. Poi è ignorante. Mattia Manca per la vittoria di Maitola, ti hanno messo in sella e hai fatto il passeggero. Sì, l'avevo notata la mattina, mi piaceva, mi ha preso l'occhio la mattina. È una cavalla che va molto bene, ha un bel parziale, credo sia una cavalla che può divertirsi anche fuori questo. Cioè ti può fare anche qualche metro in più? Sì, credo di sì. Hai vinto abbastanza? È molto superiore. Ok, complimenti. Grazie. Scuderia Gusana per metà comunque, 2 soci e Massimo Marcialis, il morning jockey. Massimo, parto da te, un'altra doppia con Maitola e Mondi Diversi. Vi aspettavate questo tipo di prestazione? Sì, tutti e due, però per Maitola di più, perché qui in Austria ha dimostrato di essere una buona cavalla, con gli altri effettivi che abbiamo. Ha debuttato a Roma, una corsa sullo weather, insomma un po' particolare, un 1200, ha avuto uno sbando in curva e comunque è finita quinta. Oggi ce l'aspettavamo, anche dell'altro, anche Mondi Diversi, dai. Ok. Siamo soddisfatti, dai. Per adesso stiamo andando alla grande col Pulè, insomma. Sì, avete vinto solo voi, mi sa, Sì. in Sardegna. Sì. Quindi complimenti al team. E poi oggi ha vinto anche il Calasterbinello. Sì, quello ne parliamo dopo, ti faccio un'intervista a parte. Marco Radu, per Maitola, la scuderia Gusana che torna a brillare a Chirivani, finalmente è arrivata la soddisfazione. Dopo 15 anni siamo riusciti a tornare a vincere con la Giuba. Non è mai tardi, No, non è mai tardi per vincere. Non è mai tardi, soprattutto quando c'è la passione, la vostra, dall'online, insomma. Questa scelta della cavalla di entrare puro sangue inglese, visto che tu comunque hai sempre avuto arabi in prevalenza, tu e la tua famiglia e il tuo allevamento. Abbiamo deciso di fare una società anche all'ultimo momento, dopo le aste di Goff, e abbiamo fatto un buon acquisto sia con lei che con Guresi. Sì, anche lui piazzato 2 volte, l'ultima a Firenze, lei ha vinto oggi, insomma questa fa ben sperare. Sì, questa fa ben sperare, un buon prospetto di buona cavalla da corsa, sicuramente dovrà aumentare la distanza. Sì, vabbè, oggi è sui 1200, poi pian piano arriverà. In bocca al lupo a tutta la scuderia Gusana, ai tuoi soci, insomma anche al signor Busso e niente, alla prossima. Dai, grazie.
I just wanna raise the roof and leave the ceiling destroyed. But every time I spit the truth, there's nothing filling the void. So I look to the light of the stars, like, Lord, could you please show me that you ain't far? I'm a nice guy, I hope I don't finish last. No, fuck that, I'm a rocket and I'm built to blast. So I stay focused like the camera lenses, and I stay humble, never act pretentious. Cause if I had a wish that the heavens sent me, it would be simple. Ancora una volta è stata la scuderia di Antonio Efisio Pinna a trionfare in una debuttanti per puledri anglo-arabo grazie al grintoso Domingo Speed. Con in sella il fantino di fiducia Sandro Gessa, Domingo Speed si è messo in corsa in modo graduale, portandosi sui primi nella piegata conclusiva. Ai 300 finali il battistrada di Monia lanciava la lunga volata, dalla quale emergeva chiaramente il sauro di Pinna, svincolandosi dagli avversari. Per la miglior piazza un sacrificato di Dau aveva la meglio su Dior de Mores e di Monia, quest'ultima retrocessa dal terzo al quarto posto per aver danneggiato Dior de Mores. Domingo Speed è un hombre di casa Pinna ed è figlio dei titolati Orsigno e Tosca Prepotente. Rosa della scuderia Pinna con Domingo Speed che viene a vincere sul numero 5 di Dau, il numero 6 di Monia che mantiene la terza posizione davanti a Dior de Mores che conclude al quarto posto. Sandro Gessa, per la vittoria di Domingo Speed parto subito con una domanda. Orsigno e Tosca Prepotente, tu ci avevi vinto la linea che si ripete, penso che sei contento. Sì, dai, una bella soddisfazione. Ho vinto con la mamma, col babbo, ora col figlio, sono contento. Che cavallo è Domingo Speed? Ma diciamo alle operazioni di partenza era un po' spaventato, poi invece in corsa si è fatto subito gestire, non ho mai avuto nessuna difficoltà, poi in fondo è passato abbastanza bene, dai, e non era nemmeno secondo me pronto per dare il meglio. Senti, ha accettato bene quando è richiamato a maggiore impegno perché ha fatto un bello scatto, ha sorvolato gli avversari, forse ha preso troppo velocemente la corda, però la vittoria non è mai stata in discussione. No, non è mai stata in discussione. Sono andata a Sirena, per un po' mi ero preoccupato, poi parlando con Nino mi ha detto ma a me non hai fatto nulla, infatti era per la cavalla dei Deyers. Complimenti Sandro, non so che corsa è, questa è la quarta forse debuttanti che vincete, quindi in bocca al lupo, state facendo bene con i pulesi. Sì, dai, Pinna sembra tornare a brillare. No, anche perché questo vince anche con l'allevamento, quindi importante. Antonio Pinna con il premio appunto ricevuto dalla vittoria di Domingo Speed ha vinto la debuttanti, l'ennesima di questa stagione. Parlaci un po' di questo cavallo che tra l'altro ci sarei affezionato perché il padre Orsigno, la madre Tosca Prepotente, insomma una bella nasce molto bene, mi aspettavo tanto, anche se il cavallo non è pronto a correre, ha vinto e ha un segno di miglioramento ancora. Può marcare quindi passi in avanti da qui al proseguo della carriera. Penso di sì. Anche perché vabbè, oggi era 1.600 se non sbaglio, quindi ci sarà il tempo per allungare. Il babbo faceva la distanza, la mamma lo stesso, hanno vinto i Gran Premi, quindi... Ma non è sempre 2+2 che fa 4, molte volte 2+2 fa 3, quindi aspettiamo un po' a parlare. Senti, ritorni vincitore anche con l'allevamento, questo è importante. Questo mi fa contento perché come un figlio nato in casa E quindi è buono. Ho cercato di fare il meglio possibile. Sì, poi si assomiglia anche di morfologia alla mamma, vero? Sì, tanto alla mamma. Antonio, ti faccio i complimenti, avevi vinto in precedenza con il training e i colori, oggi vinci anche con l'allevamento, quindi in bocca al lupo per il futuro. Grazie, che crespi il lupo, dai. I just wanna raise the roof and leave the ceiling destroyed. But every time I spit the truth, there's nothing filling the void. So I look to the light of the stars, like, Lord, could you please show me that you ain't far? I'm a nice guy, I hope I don't finish last. No, fuck that, I'm a rocket and I'm built to blast. So I stay... Nella condizionata riservata e fondo arabo di 3 anni sui 1800 metri, Dispetto bissa il successo ottenuto al debutto, malgrado regalasse chili a tutti. Il cavallo di Gianmario Carboni, montato da Marcelian Colmarcai, si è trovato subito sui primi e quasi per inerzia è passato al comando, seguito da Diluvio e Panorama da Claudia. Proprio con quest'ultima il battistrada si presentava in lotta in retta d'arrivo, ma Dispetto allungato sicuro verso il traguardo, tenendo a bada la rivale. La terza moneta veniva assegnata a Delirianas per la retrocessione di Diamante Sauro dal terzo al quarto posto. Dispetto da Tornado de Mores e Magica de Bonorva resta imbattuto in 2 uscite e sarà tra i più chiacchierati del prossimo internazionale. Ed è Dispetto che da un capo all'altro viene a vincere con Marcelian Colmarcai precedendo Panorama da Claudia.
ed il numero 4 Diamante Sauro. Vado? Grazie. Allora, eccoci di nuovo. Marcelian Colmarcai, 2 su 2 su dispetto, insomma un cavallo che si lancia verso l'internazionale il 12 giugno. Sì, il cavallo è andato molto bene anche oggi, mi sono trovato davanti che secondo me dà un po' di meno davanti, però diciamo ha corso alla grande, ho vinto bene. Senti, 200 metri in più, infatti l'hanno proprio reso brillante. Sì, 200 in più è meglio, sì, molto meglio. Anche se allunghiamo la distanza un po' di più è meglio. Senti, ha dei chili, ha corso alla grande per quello. Secondo me non c'è problemi di chili. Complimenti Grazie. Marcelian. Mario Marras, il morning jockey di dispetto, insomma un 2 su 2 clamoroso, ora si lancia verso l'internazionale. No, diciamo che è andata bene, anche se dovevamo correre dietro, abbiamo corso davanti, ci è uscita così, però se noi sappiamo chi è lui, grazie a Dio, Gianmario ci dà fiducia, stiamo andando bene. Senti, un cavallo che oggi si è espresso bene anche con 200 metri in più, nonostante regalasse chili a tutti, invece ha corso alla grande. Sì, la distanza, diciamo che in distanza è meglio, diciamo, l'avevo detto l'altra volta, che quando lui inizia a imparare a distendersi meglio è molto meglio, diciamo che è buono. Dai, diciamo. Sì, ha vinto alla grande, sicuramente uno dei candidati ora all'internazionale perché ci arriverà da imbattuto e questo è motivo di soddisfazione, anche poi la corsa sarà corsa, però arrivarci alla vigilia con un cavallo che ha creato penso che anche per te sia una grande soddisfazione. Guardi, noi abbiamo valutato tutto, abbiamo aspettato un mese a ricorrere proprio per portarla a questa corsa, non pensando di vincere, di fare la corsa in preparazione per l'internazionale, giusto allungare la distanza e andare a fare la corsa pronti per l'altra. Sì, un percorso perfetto. Diciamo che ci è venuto bene. Quando si vince poi. Quando si vince viene sempre tutto bene. Complimenti Mario, a te e a tutto il team, in bocca al lupo per il futuro. Grazie altrettanto. No, fuck that. I'm a rocket and I'm built to blast. So I stay focused like the camera lenses. And I stay humble, never act pretentious. Cause if I had a wish that the heavens sent me, it would be simply that you don't forget. I look up to the sky, and now the world is mine. Da 3 generazioni la famiglia Dettori è specializzata nella lavorazione del ferro. L'azienda Mario Dettori è rinomata per la costruzione di capannoni, cancelli e mangiatoie per allevamenti ovini e bovini. L'azienda Mario Dettori ti propone la sua vasta gamma di produzioni per poter soddisfare tutte le tue esigenze. Per informazioni, telefona al numero in sovraimpressione e richiedi il tuo preventivo. Bel successo dell'atteso Dulce di Gallura della scuderia De Rosas nella maiden riservata ai purosangue arabo di 3 anni sui 1800 metri. Il cavallo sellato da Salvatore Muroni Junior, le cui redini erano gestite al meglio da Filippo Ezza, dopo qualche scaramuccia iniziale dovuta al 15 di gabbia, ha dovuto rincorrere i compagni di scuderia Deni e Driblino, incaricati di cadenzare l'andatura. Sul finire della piegata conclusiva, Dulce di Gallura sgusciava via lungo lo steccato. In pochi tempi di galoppo prendeva chiaramente la meglio su Deni e Driblino finiti sul podio davanti a Dea di Gallura. Dulce di Gallura consegna la seconda vittoria allo stallone Urge di Gallura e la prima alla fattrice Mamusari. Nei confronti di Dani, Dulce di Gallura, Dani con all'interno Driblino che non molla, compagni di scuderia in lotta, ma è facilissima l'affermazione di Dulce di Gallura sul numero 5 Dani, mentre al
terzo posto il numero 13 Driblino si dovrebbe essere salvato dagli attacchi di Dea di Gallura che si adegua alla quarta posizione. Filippo Ezza per Dulche di Gallura, l'altro giorno terzo, oggi insomma era atteso, ha fatto valere quello che aveva fatto valere l'altro giorno. Sì, l'ha fatto vedere, è stata una corsa un po' difficoltosa la scorsa volta, sono stato chiuso così, se non veniva preso a DNA, ma oggi lo sapevo, mi doveva dare quello, vabbè, mancavano cavalli forti, ne mancava, però lui non è di meno. No, ha vinto bene con un bel piglio, anche con parecchi lunghezze di vantaggio, questo lascia ben sperare anche per l'internazionale. Sì, mi lascia ben sperare quello, mi fa molta distanza il cavallo, sta bene e quindi ci stava bene oggi la vittoria. Sì, di Gallura sta andando bene, dai. Sì, grazie a Dio. Sì. Complimenti Filippo per l'interpretazione, seconda vittoria stagionale se non sbaglio, in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Giovanna Picconi per l'allevamento di Dulche di Gallura, l'altro giorno DNA non c'è dato l'occasione di celebrarlo, c'era da Dulche per il tuo allevamento un successo importante perché sono figli di Urgia che l'avevi allevato tu, insomma tutto in casa. Sì, esatto, sono strafelice perché sono due puledri sia DNA che Dulche, figli di Urgia di Gallura e sono strafelice perché se lo merita Urgia per quello che ha dimostrato e ora anche i suoi figli ritornano a ricordare i suoi, cioè è un buon razzatore, posso dire questo. Sono degni eredi per il momento. Sono contenta perché quando hanno debuttato e hanno girato un po' ovunque, quindi non capivi che cosa potevano essere. Oggi hanno dimostrato per oggi di essere dei buoni cavalli. Senti, DNA sicuramente forse ha lasciato più bella impressione, ma anche questa, però ci arrivano tutti e due all'internazionale con buone chance. Sì, penso di sì, se la salute del compagno. Senti, Urgia forse non molto appoggiato qua in Sardegna, però bisogna ricordare che è un vincitore di gruppo 2, insomma non sono tanti quelli che ce l'hanno fatta dalla Sardegna a vincere un gruppo 2. Esatto, ha vinto un gruppo 2, ma sta dimostrando di essere anche un buon razzatore, questo mi fa onore. Infatti volevo dire quello, non sono tutti i cavalli che hanno vinto il gruppo 2. Ok Giovanni, in bocca al lupo per il futuro. Airplanes, you really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Shooting stars. I can really use a wish right now, wish right now. I look up to the sky. Dezza Ramonte realizza una affascinante hat-trick siglando anche la condizionata riservata ai fondi inglesi di 3 anni sul miglio allungato. Brillante all'apertura delle gabbie, il cavallo sellato da Francesco Brocca ha potuto amministrare i parziali nella prima parte di gara e quando ai 300 finali Mattia Manca l'ha richiamato è partito secco e ha lasciato sul posto i rivali. Djokovic, seppur buona la sua prova, non ha saputo replicare all'accelerazione del vincitore, ma ha conservato bene il secondo posto su Dama d'Urbecco e Delta. Dezza Ramonte da Reghetà in Pontadure ed Eveli resta imbattuto in 3 uscite per la soddisfazione del suo proprietario allevatore Piero Dennanni. Assetto precedendo Djokovic, lo passa di slancio con Djokovic che mantiene la seconda posizione, allunga Dezza Ramonte in autentico canter con Mattia Manca a griffare la quinta dal Don Meloni precedendo Djokovic, il numero 3 Dama d'Urbecco ed il numero 6 Delta. Si attende l'ordine ufficiale. Però 1800 Mattia Manca per Dezza Ramonte, terza vittoria, insomma un cavallo che è sicuramente il crack di questo periodo, anzi della sua generazione. Sì, terza vittoria, abbiamo confermato che fa la distanza, sinceramente credo che sia un bel cavallo da almeno non ci sono rivali per ora che vengono a disturbarlo. Sì, l'internazionale ci arriva da imbattute, inutile dire che sei tra i più attesi, la distanza la fa, forse in curva si è allargato appena ma ha recuperato subito, si è messo in azione in moto e ha vinto facile. Sì, ancora non è tanto esperto, poi è un po' paraculo, diciamo, dai, come si trova da solo si risparmia, quindi è una cosa normale, non l'ha fatto di paura né cattivo. Ok, complimenti Mattia, quick double di giornata, in bocca al lupo per il futuro. Complimenti a tutto il team e grazie Bruno. Piero Dennanni, rieccoci qua, Dezza Ramonte,
imbattuto, si arriva così all'internazionale. Forse all'inizio non era auspicabile un rendimento del genere, però è arrivato e l'ha fatto da cavallo di classe e si è dimostrato il crack della sua generazione, almeno per la primavera. Sì, ma siamo soltanto all'inizio della stagione, bisogna aspettare, non fare Facili entusiasmi. facile entusiasmo, aspettare adesso. Comunque, l'inizio è buono, siamo contenti, però bisogna tenere i piedi per terra. Sì, Siamo solo nella riunione primaverile. certo. Senti, hai detto bene, però sai, da fuori uno che vince 3 corse non era semplice qua in Sardegna per il programma, per tutto. Forse era da anni che non si vedeva vincere un cavallo in primavera 3 corse, arrivare all'internazionale, all'appuntamento più importante così. E questo fa, insomma, è sotto gli occhi di tutti, un cavallo che dimostra classe, viene avanti corsa per corsa, soprattutto la distanza ha dimostrato di farlo. Sì, oggi ha corso un pochino meglio, visto 1.800, abbiamo allungato un po', Andando anche in testa. è andato in testa, sta imparando anche a correre. E all'inizio anche lui è un puledro. Sempre più convincente la scelta di Reggaeton e sempre più rammarico per molti allevatori che purtroppo è scomparso. Purtroppo sì. Prima e secondo, oggi di nuovo. Oggi prima e secondo, poi bei prodotti, belli veramente. Ok, Piero, io cosa ti posso dire? Complimenti nuovamente, ti faccio un grande in bocca al lupo per la corsa clou del 12, insomma. Più di questo. Bene, grazie. Speriamo. I made a wish on one, now I am one. You can't block my shots, and one. Not a stuck-up girls think I'm handsome, and my pops is proud. Damn son, I went from just pretend to the Jeffersons. I've been moving on up and it just began. No one helped me then, it was just my pen. I'm here to claim my crown, I'm the freshest prince. See, I had your attention, now I got your respect. Always did my own thing, I don't got no regrets. In chiusura di giornata, Arbok dell'Algher griffa la condizionata sui 1800 metri, riservata ai purosangue anziani. La compagna Crastu dell'Algher ha avuto il compito di menare le danze e garantire il ritmo alla corsa, che comunque ha visto in azione un drappello abbastanza compatto. Nell'arco dell'ultima curva, Arbok dell'Algher con in sella Nino Murru filtrava per linee interne e addirittura ha prodotto uno scatto ben affilato, nonostante il ruolo di top weight, precedendo avversari di qualità come Soniende, Land of Giant e Barok dell'Algher, finiti nell'ordine racchiusi in poco più di 2 lunghezze. Arbok dell'Algher, 6 anni da Harry the Navigator, ottiene l'11ª vittoria in carriera, la terza di questo 2022. Arbok e Barok dell'Algher con Arbok allo steccato, Arbok che con Nino Murro precede Sogniende, Land of Giant e terminano vicini gli altri due, Barok e Crastu dell'Algher. Nino Murru, dopo un paio di piazzamenti, torni Dopo tutta la sera di piazzamenti. nel successo con i colori della San Giuliano, eravamo da molto senza vederti, insomma, Arbok. Sì, dai, abbiamo un po' ripreso i contatti con il signor Domenico e Leonardo, a parte non era mai successo nulla, quindi il rapporto è rimasto lo stesso. Arbok, cavallo che conosco, Leonardo mi ha chiamato stamattina, mi ha detto Nino, la candidatura c'è, il cavallo lo conosci, coprilo, poi tanto fa lo scatto. E avevamo un po' paura del terreno duro, ma poi c'è la pista veramente bella. In più anche i chili ne rendeva qualcuno. Sì, rendeva qualche chilo ai compagni Barok e a Sonniende. E Però invece insomma, ha vinto bene. cavallo che 1.800 poi è la sua. Camminando così ha fatto uno scatto devastante oggi. Da cavallo di categoria quella che è lui, tra l'altro, quindi perché vince comunque gli 11.000 in continente, non è un caso. Complimenti Nino. Grazie. Rocky Balboa at the top of the steps. I don't need no star, I'm a spaceship. See what I want in life and I take it. Haters used to talk, now they don't say shit. Cause you can't deny that I made it. Airplanes in the night sky like shooting stars. Airplanes. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting Partiti i cavalli di questa prova a 1000 metri di pista dritta per puro sangue di 2 anni. All'interno è proprio Believe You Rise al comando nei confronti di Cala Sabina, poi da Acclamation a centropista la grigia Sapphire Moonlight. In questo ordine i cavalli hanno percorso circa 400 metri dove
in perfetta linea. Ora Believe You Rise aumenta sulla pressione di Cala Sabina, poi Acclamation che le controlla, e ora più staccata sembra essere Sapphire Moonlight. Cala Sabina passa ai 400 finali nei confronti di Believe You Rise, poi Acclamation, ma è Cala Sabina che è in vantaggio nei confronti di Acclamation. Cala Sabina contro Acclamation, 200 finali, attacco di Cala Sabina nei confronti di Acclamation, è un testa a testa con Acclamation che ora è davanti. Cala Sabina che ci prova, Cala Sabina dalla Sardegna sbanca a capannelle e viene a vincere nei confronti di Acclamation, e termina a ridosso anche Believe You Rise. Trasferta vittoriosa per Cala Sabina, grande monta di Antonio Fresu come al solito, che batte Acclamation che va vinto l'ultima. Rivediamo il replay, eccolo qua, Cala Sabina che sembrava battuta a un certo punto, invece Antonio Fresu ha trovato le energie giuste e in fondo attacca e passa Acclamation e viene a vincere nei confronti forse di Believe You Life e lo stesso Acclamation, ma questo poco importa a noi sardi, perché ha vinto Cala Sabina della scuderia di Giuseppe Solinas, che trionfa a capannelle dalla Sardegna, quindi trasferta giusta, mirata forse anche dal team Cottu. Massimo Marcialis, riprendiamo di nuovo. Cala Sabina, un bel successo a Capannelle, non è mai facile vincere a Roma, soprattutto perché c'è una agguerrita concorrenza, nonostante fossero 4 partenti. Lui ha dimostrato di essere una cavola buona. Sì, nonostante abbia vinto incollatura, secondo me c'aveva qualcosina ancora da spendere, perché ho sentito a Tonino che lì a Roma e Antonio gli ha detto che ne aveva ancora, dai. Una a vendere, però una a vendere di qualità, insomma, non era una a vendere scarse. Primo arrivato il numero 3. Sono ritirati 2 cavalli, comunque molto bene. Arrivato, ce l'aspettavamo. Diversi. Qui al debutto ha perso da una cavalla che poi è andata a fare una lista che non ha corso manco male. Fantino mi ha detto che non riusciva a montarla tutta la strada perché cercava la corda, perché è abituati qui a girare a destra, sta dritto. E lei è arrivata seconda dopo, dietro quella. Oggi ha vinto una bella corsa, siamo soddisfatti. Hai detto tutto, tu mi hai anticipato anche nelle domande. No, perché appunto il riferimento di Andromeda Star è buono, quinta nel Perrone a ridosso del quarto, a mezza lunghezza. Un po' di fortuna con un numero staccato poteva correre meglio. Una piazza secondo me la beccava, un terzo, un quarto almeno. Sì, 3 vittorie con i Pulesi, 4 con oggi, quindi bene così, bene. E in bocca al lupo. Prima e seconda. Bene per un futuro va molto bene, dai. Sì, ovviamente saranno da rivedere anche su distanze impegnative, per il momento però va bene così. Complimenti. Io penso che questa che ha vinto adesso faccia qualche metro, molti metri in più, perché è una cavalla di mole, è una cavalla grossa, penso che 1.600-1.800 li faccia una grande. Complimenti Massimo, nuovamente a te, al team Cottu, in bocca al lupo per il futuro. Ok, grazie. Questo amore es più forte de su tempus, produsti solo encanto e magia, e su entus sonos, samento e saída, solo que dur que poesia.